Bella a tutti ragazzi, belli di un nuovo video. Aspetta, c'è mercato Batman, napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo video andremo a pronosticare le partite di Serie A della 20ª giornata. Poi ragazzi, la settimana prossima, che dovrebbe essere i recuperi della 16ª giornata, cioè i recuperi il Napoli-Parma, Inter-Lecce, Verona-Bologna e Como-Milan che si giocano rispettivamente mercoledì Napoli-Parma, pure Inter-Lecce mercoledì e giovedì si gioca Verona-Bologna e Como-Milan. Non penso che uscirà il pronostico, ma pensavo che uscirà direttamente il Fanta Batman, solo di quello, o non faccio. Poi vedo se far uscire tutte e due oppure no. Lo so, questo video uscirà un po' tardi, uscirà verso le 8, ma vabbè. Poi mo vedo se fare anche il Fanta Batman o unito a questo video oppure staccato. Vabbè, partiamo subito con i pronostici. Como Bologna, come partita d'apertura, secondo me partita equilibrata, x 1-1, segna per il Como Nico Paz e Orsolini per il Bologna. Udinese-Pisa 1, vince l'Udinese per 1-0 di Cortomuso che si segna Zaniolo. Roma-Sassuolo 2, vince il Sassuolo, speriamo che Roma perde, ma speriamo proprio. Il Sassuolo vince per 2-1, cioè 1-2 perché il Sassuolo gioca in trasferta, segna Ferguson per la Roma e segna prima la Roma con Ferguson, poi segna per Sassuolo, per il Sassuolo Pinamonti e Laurenti, poi Atalanta Torino x 1-1, segna Scamacca per l'Atalanta e Simeone. Lecce Parma 1-1, quindi vince Lecce, lo vince per 1-0 e segna Camarda e basta. Vabbè. Fiorentina Milan 2, segna Leao e fa la doppietta, quindi finisce per 0-2 per il Milan. Verona Lazio 1, vince il Verona e segna per il Verona giovane. Inter Napoli big match, uscirà anche il pre-partita domenica. Vince il Napoli e segna Vergara, primo gol in campionato. Genoa Cagliari x 0-0 e Juve Cremonese 1, vince la Juve e segna Openda per l'1-0. Allora, come sapete, il Fanta Batman è costituito da, in pratica, io vi dico dei crediti, vi dico che avete un massimo di crediti, in questo caso è 100 Fanta crediti, Fanta milioni, per essere un po' più precisi, e poi avete questo budget, poi come diciamo se fosse un fantacalcio, però io vi do una lista di giocatori, portiere, difensore, centrocampista, attaccante, con i vari prezzi, e voi qui sotto nei commenti dovete formare la vostra squadra a modulo, il modulo di calcio a 5, quindi 2, 1, 1. Allora, potete scegliere, ovviamente vi dirò anche la mia squadra, potete scegliere come portieri uno tra Milinkovic Savic a 10, Mike Magnan a 8 e Leali a 5. Difensori potete scegliere tra João Jesus a 7 Fanta milioni, Pavlovic del Milan a 5 Fanta milioni, Di Lorenzo a 10 Fanta milioni, Di Marco a 18 Fanta milioni. A centrocampo potete scegliere tra McTominay a 12 Fanta milioni, Pulisic a 10 Fanta milioni e Mkhitaryan a 5 Fanta milioni. Nel reparto offensivo, quindi nel reparto degli attaccanti, potete scegliere tra Lautaro a 13 Fanta milioni, Rasmus Solund a 18 Fanta milioni e Orsolini a 10 Fanta milioni. Allora, la mia squadra è composta da Leali, Pulisic, no scusate, Leali a porta, Pavlovic e Di Lorenzo a comandare la difesa,
McTominay in attacco e Orsolini a guidare l'attacco, il reparto degli attaccanti. E come sapete le regole sono le stesse ovvia per le squadre. In pratica chi segna o da rigore o normalmente da palla attiva guadagnerete 3 punti. Se non segna nessuno, guadagnerete 0 punti. Se fa assist, guadagnerete un punto. Se in questo caso, cioè, se per il portiere, se prende il gol, guadagnerete 1 punto. Se prende più di un gol, guadagnerete 0 punti. E se non prende gol, guadagnerete 3 punti. E potete scegliere il capitano. In caso ho messo capitano Di Lorenzo e in caso mi segna Di Lorenzo, ehm, i punti si raddoppiano e da 3 a 6 punti. Se in caso fosse stato Leali il mio capitano, se non prendeva gol al posto di 3 punti, ne guadagnavo 6. Ovviamente nel prossimo episodio del Fanta Batman, in questo caso io ho fatto uscire tutto insieme e mi fate sapere i vostri risultati. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale, al canale e lasciate un bel like. Ciao!